Bine sera e benvenuti con Novis. Al vie le consultazioni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo. Di mattina colloqui cui i Presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana, la sdauri in tal corso giornate dei gruppi parlamentari di opposizione tra che 5 Stelle e PD i più che sono rappresentati. Domani al quella rassù il centro di destra compatte di delegazione al faccia da parte anche il Furlan, Luca Ciriani, chiave gruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Ospietin che Mattarella rimetti la incarica a Meloni, probabilmente domani al commento il Presidente Region Federica, dopo capire di più sulle tempistiche di formazione del nuovo esecutivo e anche sulle compattezze dal centro di destra. Il buon andamento dell'economia regionale in tal secondo trimestre dall'anno al parte a rivio gli stimi dal PIL dal Friuli Venezia Giulia. Alvarez di cresci dal 3,2% in tal 2022 a pet dal 2,7% stimata. Lui la crescita in tal 2023 è provveduta e sinui, intanto che in tal 2024 si stima una variazione positiva di NUF dal 0,9% a pet dal più 1,7% provveduta lui. All'eccettante che al Vensud, analisi dall'Ufficio Studi di Confindustria Udin, Sudaz, Prometeia. Ma lis prospettivi, per le economie, a son come mancul favorevoli per il contesto internazionale e la inflazione. La Giunta regionale ha approvato emendamenti all'assestamento autunnale di bilancio per un totale di 64 milioni di euro. La voce principale di 56 milioni e riguarda il slittamento secondo rate IRAP per le imprese che avranno la possibilità di mettere a conto in serie di saldi in dal 2023. Ho sentito l'assessore Barbara Zilli. In giunte regionali viene approvato ulteriori 64 milioni di euro di metti a vantaggio delle nostre comunità regionali. In particolare viene approvato 56 milioni di euro per far slittare il pagamento del secondo account dall'IRAP in sede di saldo e quindi a che stanco ven, per una ragione sia di equità fiscale ma soprattutto in un momento drammatico come quel che viviamo per consentire alle nostre aziende di avere liquidità. Dopodiché vi metto 10 milioni di euro ai comuni per la incontri al caro energie sul 2023 e quindi per dare un tic di ossigeno sulle emergenze Scayan ed anche 2 milioni sul fondo di rotazione in agricoltura, 1 milione e 6 a FVG Strade per gli incontri anche per loro alle emergenze energetiche. È un pacchetto di risorse importanti che all'ULA ad affiancarsi a quel che viene già approvato fin come per permettere alla nostra regione di saltare fuori di questo momento gravoso con risorse straordinarie. 2 persone con la musa taponate dal CASC hanno rapinato ieri sera il distributore di carburante Eni a San Juan dal Nadison. Poco prima dall'orario di Cerade, i 2 rapinatori che tenevano in mano un oggetto che al pareva un'arma hanno comandato agli estori di consegnare in caso di giornate. Dopo, un dai 2 aveva scolpito con manecci rinforciati il titolare della stazione di servizi Ferinlo in maniera lisere al chiaf. I 2 si arrivassero a schiampare in una macchine perché si può pensare poco distante. Anche i modi quantificare il bottino di rapina indaghi i carabinieri di Udin. La Procura Generale di Trieste ha impugnato ufficialmente la sentenza di assoluzione della Corte di Assise dal 6 di maggio passato per non imputabilità per vizi totali di mente di Alejandro Augusto Stefan Meran, l'uomo di 32 anni di origini dominicane che il 4 di ottobre del 2019 aveva copato in questura Trieste a Dienz Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Dispone una nuove perizie collegiali per accertare il stato di mente dell'imputato al momento del fatto e al risultato dichiararlo colpevole e condannarlo e le domande delle procure generali. All'estate screato il rinnovato e potenziato termovalorizzatore di Trieste che al smaltisce i refudums non riciclabili di tutte le regioni. Al manderà energia elettrica a 180.000 persone, con la llevata della sua capacità di generazione elettrica a 145 gigawatt ad anno. A son volus do Jainsch a 36 milioni di euro per concludere l'intervento. L'impianto alla viadotta buttaiulis emissioni in atmosfera ora para il 20% di cecaliera metut per Lecce. Il termovalorizzatore di Vierrera è nasciuto in tal 1999.
Al partirà a Dis l'intervento di recupero dal Mulin Coiuti di Vial Volontari, il comune di Udin alla consegnati lavori che si laranno di lungo per al manco il 4 mesi. Il manufatto alle costituiti di pars di len, palis metallici e meccanismi. È l'unico esempio urbano dal genere, le vincolate del sovrintendenza. Sintin il vice Scini Gloris Michelini. Calchia è un mulino veramente che è stato sfruttato tantissimo in tal cosa dagli anni, al venire recuperato perché come sta franando, si è rovinato, addirittura le palis stanno là più e te aghe, e quindi lei aveva domandato già tanti anni fa di poter metterlo a posto. E noi ho partito subito quei lavori, ho una ditta specializzata che fa restauri e ho la riga già tutti e due le palis, le ristrutturin e nel frattempo vignerà rifatte le parti murarie perché anche quella sta un po' si è logorata tantissimo, si è rovinata. Ho messo anche le luci, 3 luci che illuminano al mulino e quindi anche di notte potranno vedere. Ovviamente in sicurezza perché quindi metti un recinto piccolo, non tan grande, però che al delimite al mulino con le piste ciclabili e al posto di così come. Io credo che questo lavoro avviene dopo tutto in sintesi, avviene raggruppato in un totem come tarin, lì che scrivere in tutte le storie dal mulino e anche che le inte viveva con ogni chi mulin e c'è che serviva e quindi ho anche di dare una descrizione perché tante in magari sa poco di chi mulin qui, ma lei è stata veramente importante per storia di città, veramente. E come spazio e rubriche Gnovis dal Monte. Un ottobre insegna di Furlanetat al centro di Furlandia Vejanera di Santa Fe in Argentina, dove l'auditorio municipale ha ospitato il secondo Festival des Corals Jovenis. Chi la Coral Curigins Furlans, formata di Digevot Frustra e siete cultuari di Science, guidas del professore Elen Marega e ha presentato un repertorio svariato di chiancions italianis e furlanis. A schiardare curda e furlans presenza le stazioni ridotte il talk Ocebiel Chistiela Udi, inchiantate dai Frus, Sentigno. Ocebiel Chistiela Udi, Ocebiel Chistiela Udi, Ocebiel Chistiela Udi, Ocebiel gioventù, Ocebiel Chistiela Udi, gioventù come Audi, gioventù come Audi, gioventù come Audi, non si chiama l'insulu, gioventù come Audi, non si chiama l'insulu, abusa fantatis vieris, abusa fantatis vieris, abusa fantatis vieris, norion fremo di pecchiar, abusa fantatis vieris, norion fremo di pecchiar. Ocebiel Chistiela Udi, Ocebiel Chistiela Udi, Ocebiel Chistiela Udi, Ocebiel gioventù, Ocebiel Chistiela Udi, Ocebiel gioventù. E un altro appuntamento importante curato dal Centro Furlan di Santa Fe è stata l'edizione 2022 di Fieste Furlane, una giornata dedicata all'amor petiere dei nonos, la sua cultura e le sue tradizioni. Dopo gli speraulis di Benvignuns di Mariano Dean, presidente del Fogolare, dal Scindic e dal Plevan si esibì della Corala, sono stati dopo presentarsi il laboratorio delle tradizioni furlanis e dei Fradilance perché il più piccolo e le danzis dal gruppo di Ballarins dal Fogolare, una testimonianza. Us presentim
la nostra festa furlane. Vai, chiant, e tradizioni furlani dal forest. Culcur, dal nostri fogolar di Avellaneda di Santa Fe, Parducci o altri. A 300 pesos los 2 chorizos y chorizo. Buongiorno Parducci, aquí sin que preparin la fiesta dei Furlans e come sin che facin quei crostui che domani la inta di comprare in dove che facin l'almuerzo, l'asado che lo altri mangiano in luogo di asado, ma anche a facin il toquecito di Frulan che sono i crostui. Bueno, Parducci y Frulans, que son la vía Mandi di Cur. E per lo signor Taledut, Cugnovi si torna a Iodi domani. Buone serate, Mandi.